Come? Scusa, non capisco. Lei? Ottimo. Intanto, se mi permette, devo ringraziare le imprese che hanno lavorato, la struttura commissariale, Autovie Venete e tutte le persone che hanno lavorato proprio per la realizzazione di questo viadotto, perché rappresenta un'opera ingegneristica di altissimo livello e, come ricordava giustamente lei, non serve solamente per agevolare quindi la terza corsia sul A4 Trieste-Venezia, ma è fondamentale anche affinché sia meno impattante per il tratto di tagliamento che va a interessare. Questo vuol dire che anche in caso di piena avremmo un'infrastruttura che meno impatta sullo scorrere dell'acqua e ovviamente anche una resistenza e una capacità molto superiore rispetto a quella precedente. Governatore Fedriga, un'opera inaugurata con un anno d'anticipo. Sì, questo penso sia il grande successo di Regione Friuli-Venezia Giulia insieme alla Regione Veneto, perché in Italia di solito le grandi infrastrutture come questa, se si realizzano con qualche anno di ritardo, è già un successo. Noi invece riusciamo a finire con quasi un anno di anticipo questo lotto e quindi spero che possa essere un esempio a livello nazionale per far vedere che le opere pubbliche si possono fare bene e anche fare presto. Sono contento perché questo è un tratto, ripeto, un tratto autostradale che fa parte di un'arteria importante sia per il Veneto che per il Friuli-Venezia Giulia. Dopodiché è nostra intenzione ovviamente completare tutta l'opera della terza corsia. Ci auguriamo che il governo faccia un passo indietro rispetto a delle norme che ha messo nell'ultima legge di bilancio che da ultime indicazioni sembra fortunatamente modifichino, perché altrimenti andrebbero ad incrinare tutto il piano finanziario che prevede proprio questo tipo di investimenti. Assessore Pizzimenti, un'opera unica in Italia nel suo genere realizzata anche in tempi molto stretti. Due osservazioni perfette, opera unica, forse il più grande cantiere che c'è in Italia in questo momento, ma soprattutto è un'opera che dà sicurezza e velocità nella viabilità, sicurezza per chi la usa e anche certezza dei tempi per chi deve poi consegnare magari merci. Un'opera che mette anche in sicurezza il territorio, perché il ponte sul fiume Tagliamento è fondamentale. E questo è anche, e l'abbiamo visto proprio in questi giorni, per fortuna era già fatta l'opera, sicuramente sarebbe stata molto più critica la situazione se fosse stato il ponte precedente, quindi è un'opera che ha avuto anche un'importanza dal punto di vista idraulico.